Allora, Maria Paola, ci può spiegare un po' come si svolgerà il progetto che hai studiato insieme ai tuoi collaboratori? Non è un solo progetto, è la volontà di fare di Udine capitale della cultura perché ha molti stimoli, ha molti elementi che si possono sviluppare e questa sera noi abbiamo parlato prevalentemente di tre, ma non sono i soli, sono tre che mi stanno a cuore perché parlano dell'età patriarcale e questo... Ti saluto, ci sentiamo. È il bello della diretta, dai. È bello della diretta. Sì, l'epoca patriarcale è un'epoca gloriosa, importantissima dal punto di vista della crescita della città e di crescita di tutto il territorio. È un'epoca ricca di arte, pensiamo solo all'intervento di Vitale da Bologna che ci collega alla grande arte italiana e anche di manoscritti e di miniature. Ora l'Accademia di Belle Arti ha in cuore di fare un grande progetto sulla miniatura, anche grazie a un grandissimo studioso che noi abbiamo, che è uno dei tre maggiori studiosi al mondo e non tutti lo conoscono. Noi in Friuli abbiamo anche questa grande eccellenza. L'altro progetto è sul Cinquecento, un Cinquecento d'arte, d'architettura, ma anche di sogno d'amore. Abbiamo la storia di Lucia Savorgnan che si lega a Romeo e Giulietta e di questo si è parlato tanto. Il progetto su Romeo e Giulietta vuole essere un progetto scientifico che si lega alla storia di Shakespeare e che si amplia a quella che è la storia del costume, si lega al cinema, si lega al teatro, su tutto quanto è stato fatto su questa storia meravigliosa di un amore, forse la storia più famosa di tutti. E noi la ricordiamo quest'anno anche perché Franco Zeffirelli compie 100 anni e nel suo centenario vogliamo ricordarlo anche come l'autore, il regista della più bella realizzazione in film di un Romeo e Giulietta shakespeariano. Ultimo ma non ultimo, abbiamo ricordato il barocco in regione, il barocco a Udine. Il barocco a Udine, il Settecento, il Pietro, ha una grande testimonianza anche con Andrea Urbani, anche con Antonio Corradini, anche con Giuseppe Torretti. Il barocco può essere la base di un grande festival che rende Udine capitale internazionale di questo settore. Un settore che si amplia alla letteratura, all'arte, alla storia, ma anche al costume e alla gastronomia. Pensiamo solo alla ricetta del Tocci in Braide, così lo chiamiamo, che è già registrata da Goldoni quando Maria Lausa la offre, la prepara e la fa per Arlecchino.